Senta, cominciamo col dire che ci sono delle domande che riguardano la vita interna dell'Italia dei Valori, le europee e tante altre cose, ma io vorrei cominciare con una notizia di oggi, e cioè che poi è fatta tra l'altro anche da un ragazzo studente di 23 anni, è il cartello numero 1, che ci parla dello sbarramento al 4% a cui lei faceva cenno. Si definisce simpatizzante ed elettore dell'Italia dei Valori, 2 domande da appassionato di diritto costituzionale. Vediamo la prima, che riguarda proprio lo sbarramento. Proprio oggi abbiamo avuto notizia del rinvio della legge elettorale per le europee alla Corte Costituzionale. Dubbi sollevati riguardano la soglia di sbarramento del 4%, considerando che anche in Germania è stata rimossa la soglia del 3%. Vorrei sapere cosa ne pensa. Ma io penso che la soglia di sbarramento sia sbagliata per le elezioni europee, perché qui non si va ad eleggere un governo, una coalizione, ma si deve creare una rappresentanza all'interno del Parlamento europeo. Il sistema elettorale è quello proporzionale, quindi lo sbarramento è stato inventato in Italia solo ed esclusivamente per impedire una rappresentanza a chi magari quella soglia si pensa non possa raggiungere. Tra l'altro c'è una cosa che aggrava tutto questo: l'aver sollevato la questione di costituzionalità da parte del Tribunale di Venezia comporta che, se la Corte Costituzionale non provvede immediatamente ad intervenire, rischiamo di fare un'elezione un po' come quella nazionale, cioè abbiamo eletto un Parlamento illegittimo, perché di fatto il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale, poi abbiamo detto ne parliamo la prossima volta. Ecco, per non fare anche con le europee la stessa cosa, cioè per riparlarne la prossima volta, siamo in corso di elezioni, credo che la Corte debba immediatamente pronunziarsi. C'è da dire anche che la materia costituzionale comporta un effetto retroattivo, per cui in ogni caso, nel momento in cui la Corte dovesse pronunziarsi anche dopo le elezioni per l'illegittimità costituzionale del 4%, si dovrebbe provvedere a una sorta di ricalcolo tra tutti i soggetti che hanno partecipato alle elezioni. Però capite, viene falsato sempre tutto. In Senta, Italia la cosa strana è sempre un attimo questa, su questa cosa, perché è interessante sentire la sua opinione. Certo. L'hanno data molti esponenti di altri partiti che sono pronunciati su questa soglia del sbarramento al 4%. Mi faccia capire cos'è auspicabile, cioè cosa può concretamente succedere, cosa lei desidera che succeda perché le elezioni non vengano falsate, non venga falsato il voto degli italiani. Qual è la cosa migliore? La cosa migliore sarebbe che la Corte Costituzionale, stante l'urgenza, provveda immediatamente a dare una soluzione e quindi a pronunziarsi sulla legittimità o meno costituzionale dello sbarramento nel sistema italiano. Veniva ricordato prima, in Germania per 2 volte è stato posto e 2 volte è stato dichiarato incostituzionale, perché contrasta proprio con lo spirito delle elezioni al Parlamento europeo, quello di inibire con uno sbarramento la partecipazione, magari a soggetti che sono già rappresentati in altre parti d'Europa. Quindi in questo senso una decisione celere e non all'italiana. E poi celere vuol dire che gli italiani possano sapere prima di votare quali sono le regole con cui voteranno. Purtroppo, siccome l'ultima settimana sappiamo già come vanno le solite elezioni italiane, che l'ultima settimana scatteranno i partiti che sono convinti di passare lo sbarramento. Premetto che noi siamo convinti che l'Italia dei Valori lo superi, questo sia chiaro. Io ho scommesso per il 4,2, quindi su questo non c'è problema, però voglio dire, l'ultima settimana la vedremo tutta a rincorrere il voto utile, no? A dire no, ma il voto è utile, non è utile. Bene, ecco, se noi sappiamo oggi, e la Corte ce lo dice, il voto è utile sempre, perché non si può pensare di lasciare a casa la volontà di tantissimi cittadini che poi magari vengono bloccati da uno sbarramento che, ripeto, per il sistema elettorale europeo non serve assolutamente a nulla, perché abbiamo un proporzionale puro e uno sbarramento te lo dà la legge, fisiologico, basta dividere 100 diviso i 73 parlamentari e quello è lo sbarramento naturale per avere una rappresentanza al Parlamento europeo. Voglio aggiungere, prima non esisteva lo sbarramento e venivano rappresentati in Parlamento europeo. È del 2009, prima non esisteva e quindi non è successo nulla, non è che si sono stravolti i canoni dell'Europa, al contrario si era garantita una rappresentanza anche a quei soggetti che magari uno sbarramento del 4 non riescono a raggiungere.